È una giornata simbolica di vaccinazione, a noi sono arrivate 875 dosi rispetto al primo lotto, noi abbiamo chiesto 185.000 dosi e ricordiamolo che il primo lotto è quello che vede coinvolti tutti i sanitari all'interno degli ospedali ma anche nel territorio, quindi medici di medicina generale, pediatri, USCA. Sono medici, infermieri, operatori sanitari i primi 25 vaccinati contro il Covid all'ospedale di Bassano. Le dosi sono arrivate puntualmente poco prima delle 11:30 a bordo di un furgone refrigerato scortato dai carabinieri. Nei locali del laboratorio analisi, intanto, i 25 prescelti erano in attesa e dopo aver compilato le carte previste dalla normativa si sono sottoposti all'iniezione. Contemporaneamente altrettante persone hanno fatto lo stesso a Sant'Orso. E poi tutti gli ospiti e gli operatori delle case riposo per un totale di 185.000 dosi. La prima dose perché poi sappiamo che dopo 21 giorni bisogna fare la seconda dose. Abbiamo per questa prima giornata simbolica deciso che saranno le persone in prima linea. L'adesione da parte dei sanitari che sono in prima linea sembra sia massiccia e da domani dovrebbe essere garantito l'arrivo di dosi sufficienti in quantità per iniziare in maniera proprio di massa la vaccinazione per quanto riguarda il personale sanitario, iniziando ovviamente dalle aree a rischio e poi gli ospiti e gli operatori delle case di riposo. Il personale è quello della prima linea, chi lavora in pronto soccorso e nei reparti di pneumologia, malattie infettive e terapie intensive. Una prima giornata simbolica, ma già da domani è previsto all'ULSS 7 l'arrivo di 2.800 dosi ogni giorno, da distribuire tra ospedali, distretti sanitari e case di riposo. E dopo le forze dell'ordine e le categorie di anziani e di fragili sarà la volta di tutti gli altri. Non credo che ci sarà molto da aspettare. Noi, se siamo bravi, potremo concludere tra fine gennaio e metà febbraio le operazioni sugli addetti ai lavori e poi immediatamente in base all'arrivo dei vaccini partiremo anche con la popolazione. Sulla popolazione probabilmente non saremo noi direttamente ULSS coinvolti, ma ci sarà il supporto dell'Esercito e della Croce Rossa. La macchina organizzativa è partita, le tappe sono chiare e già scandite. Da domani inizieranno ad arrivare altre dosi e quindi arriveranno dosi importanti che vedranno quindi queste categorie. Poi ci sarà la seconda fase che vede le persone più anziane dai 60 anni in su e quelli dei servizi essenziali, pensiamo a forze dell'ordine, protezione civile, altri farmacisti, insomma altre categorie di questo tipo, per poi arrivare alla terza fase che sarà la fase che si concluderà, così si ipotizza, poi è tutto da vedere, a primavera inoltrata, quindi da giugno a ottobre con la popolazione indifferenziata. Con la diffusione mediatica dei primi vaccini, le autorità sanitarie vogliono dare un messaggio chiaro: vaccinarsi sarà sempre una libera scelta, ma farlo può aiutare tutti.